Il suo gruppo di amici, la famiglia, eccetera, quelli che lo conoscevano e sapevano che persona era, molto probabilmente sono ancora in shock. Gli amici di Marian Rakovita e la comunità moldava di Vittorio Veneto sono ancora letteralmente sconvolti. Nessuno vuole parlare in via Foà, nel luogo dove il giovanissimo viveva insieme alla famiglia, a Vittorio Veneto Nord. Molti vengono a portare un pensiero, ma niente telecamere. È una tragedia privata di cui ancora non ci si capacita. Il ragazzo non beveva e non si drogava, ci racconta la zia, commossa ad ogni parola. E anche se pare non avesse le cinture, racconta ancora la donna, alla guida era prudentissimo, mai un colpo di testa. E tutto resta ancora inspiegabile, anche per gli amici, gli ex compagni di scuola del Beltrame, scuola che aveva appena terminato. Personalmente lo conosco da 2 o 3 annetti e posso dire che veramente è una persona con il cuore d'oro e è sempre pronto, perlomeno con me è sempre stato pronto a parlare, comunque ad aiutarmi, eccetera. E sì, hanno comunque do la conferma delle parole che hanno detto su di lui. Nessun gesto volontario, dice Yassin, e conferma che non beveva. Da quando ha preso la patente, ma anche prima, era uno che odiava gli alcolici, super alcolici, soprattutto dopo che aver preso la patente, specialmente quando usciva, si vedeva che era l'unico ragazzo magari della compagnia che non prendeva alcolici, infatti prendeva specialmente la Coca-Cola. Ora sarà l'autopsia a dire quali siano state le cause dello schianto. Gli amici comunque hanno una loro idea. Però a quanto pare si nota veramente che ha perso veramente il controllo anche dell'autovettura, infatti ieri sera abbiamo fatto il giretto lì e si vedono ancora i segni delle gomme comunque della derapata, ecco. Un ragazzo di una generosità fuori dal comune, ereditata dalla mamma che della sua casa ha fatto un porto di accoglienza per tante persone. Proprio la mamma, ci racconta ancora la zia, ha desiderato donare gli organi di Marian, sperando che un giorno quelle vite salvate vengano ad abbracciarla. Una tragedia anche per la città, che perde un ragazzo buono e impegnato. Personalmente no, non conoscevo Marian, però ho conosciuto pochi giorni fa i suoi amici con cui ho scambiato proprio ieri 2 considerazioni e appunto dicevano che Marian era un ragazzo speciale, un ragazzo altruista, sempre disponibile ad aiutare tutti. Tra l'altro l'anno scorso aveva finito il diploma appunto all'Istituto Beltrame di Vittorio Veneto, un ragazzo impegnato e che purtroppo ha trovato appunto questa tragica fine.